Abbiamo messo Gesù Bambino con la sua culla la vigilia di Natale verso sera e dopo al mattino mi hanno detto che non c'era più. Dopo la capanna del presepe vivente incendiata a Revine, un altro presepe nel mirino dei malintenzionati, quello realizzato dalla Proloco di Mosnigo di Moriago al Parco Frare a 2 passi dalla chiesa parrocchiale. I ladri hanno portato via la statuina di Gesù Bambino forse già la notte di Natale. C'è chi dice che sia stato un furto, un semplice furto, anche perché insomma era una statuetta di valore. Oppure c'è la linea di pensiero che dice sia un atto vandalico. Io ho sporto denuncia ieri mattina ai carabinieri di San Martino, adesso vediamo perché anche qui abbiamo le telecamere e speriamo che qualcosa trovino, insomma. Qui a Mosnigo, paese di 2400 abitanti e ben 43 associazioni, alla tradizione del presepe ci tengono tutti. Gruppi e privati cittadini ne hanno realizzati un po' ovunque e il fatto di aver preso di mira un lavoro realizzato per la comunità colpisce doppiamente. Noi siamo Proloco, siamo volontari, portiamo avanti le nostre tradizioni, dunque è giusto che tutti rispettino le nostre idee, non siamo pagati, non siamo niente, dunque è giusto anche rispettare quelle che fanno di volontariato, insomma. L'intenzione è quella di lasciare la Natività per questo Natale senza il suo personaggio più importante. Penso che ormai per questo anno, anche per dare il segno che c'è stato questo furto, questo atto, vogliamo rimanere senza statuina.